Allora, vediamo se StreamYard ci dà qualche cenno, ma direi di sì. Quindi bentornati su Parresia. Allora, oggi continuiamo la nostra serie sui capi di Stato Maggiore del Littorio e affrontiamo un personaggio abbastanza oscuro, come dicevamo fuori live, e ne parliamo ovviamente con Giovanni Cecini, che io ringrazio di nuovo per essere qui. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, parto dal presupposto che intanto mi scuso perché, diciamo, siamo 2 ore precedenti al solito orario in cui vengono fatte su questo canale le live, ma per vari impegni miei e anche È colpa di mia. Giovanni. Mi assumo tutta la responsabilità. Vabbè, comunque ognuno ha ovviamente i suoi impegni, pure io in realtà, infatti, guarda, da un certo punto di vista mi hai dato anche una salvata. Meno male. E quindi siamo dovuti, insomma, cioè abbiamo dovuto optare per iniziare adesso, che sono le 4. Quindi, intanto vi ringrazio ovviamente per essere qui, nonostante tutto, e per la, diciamo, fiducia che ci date. Tornando a parlare del personaggio di oggi, parliamo di Vittorio Ambrosio, personaggio, lo chiamerei Vittorio Ambrosio l'Oscuro, ma non in senso eracliteo, ma in un senso particolare, e mi piacerebbe qui, Giovanni, citare dal tuo libro, I generali di Mussolini, mi raccomando, compratelo. Mi piacerebbe citare il primo capoverso del capitolo appunto dedicato ad Ambrosio, e ti chiedo perdono, Giovanni, se non ho la stessa voce dei doppiatori di diciamo degli audiolibri di Amazon. Perché potete comprarlo anche come audiolibro, quindi diciamo Ecco. che anzi con l'audiolibro forse mi danno anche più soldi, quindi diciamo, se dovete optare sull'audiolibro. Va bene, come sempre in questo momento Marchetta facciamola anche finire qui, però ecco, mi dispiace perché insomma la mia voce non sarà sicuramente impostata come quella degli altri, ma ci proviamo. E tu scrivi: la gestione militare dell'armistizio viene comunemente giudicata un disastro sotto ogni punto di vista. Se l'estrema segretezza delle trattative fu giustificata dalla necessità di evitare un'efficace reazione tedesca, l'esito riportato fu un grossolano errore strategico. La figura dell'ambiguo Ambrosio diventa dunque quanto mai sintomatica. Arrivò al massimo incarico delle forze armate dopo una proficua carriera di comandi senza intercorsi incarichi politici. Non fu protagonista di nessun impegno bellico tra le 2 guerre mondiali. Non espresse mai sentimenti fascisti. Avanzò nei gradi nella migliore tradizione piemontese. Insomma, quello che non chiese a Mussolini lo ottenne dai Savoia. Ecco, mi sembra emblematico, diciamo, come lo hai descritto, perché riassume un po' quello che di fatto è stata la sua carriera. E allora a questo punto, Giovanni, insomma, io direi di iniziare da qui a vedere questo personaggio un po' oscuro, questo personaggio che non... Io personalmente, prima di leggere il tuo libro, non sapevo nemmeno chi fosse fra un po', però io sono anche un modernista di formazione, quindi magari specificatamente su questi studi non sono così forbito come te. Però inizierei allora a questo punto a darti la parola e prego Giovanni, a te il Bene, microfono. l'immagine che vediamo è quanto mai significativa, perché stiamo vedendo una Torino dell'ultimo quarto del secolo, dell'Ottocento. Infatti, se notate, c'è la mole che ancora non è completata, manca ancora la punta. Una città che da poco non è più capitale d'Italia, che però ha un suo sviluppo e avrà ancora di più un suo sviluppo industriale con la Fiat, da lì a poco. Una città che rappresenta ancora l'essenza stessa dei Savoia. E questo elemento non è casuale, quindi ecco come partire proprio dalla città di Torino possa essere un elemento caratterizzante proprio per andare a capire la figura e la carriera di Vittorio Ambrosio. Vittorio Ambrosio che unisce a sé, sin dalle sue prime battute nella vita militare, 2 caratteristiche essenziali appunto dell'ufficialità piemontese, e un'ufficialità piemontese anche urbana, diversa da quella che abbiamo magari visto con Badoglio e con Cavallero, perché anche loro erano
erano piemontesi, anche loro prima di Ambrosio sarebbero stati capo di Stato Maggiore Generale. Come io ironicamente dico sempre, il ruolo di capo di Stato Maggiore Generale ha avuto tre interpreti, tre personaggi prima dell'8 settembre, tutte e tre piemontesi. Bisognerà attendere quando il Comando Supremo, il regno sarà al sud in Puglia, che diverrà capo di Stato Maggiore Generale un pugliese. E questo è molto interessante anche della geografia, dell'elemento socio-culturale dei quadri e degli altissimi quadri delle forze armate italiane e nello specifico del Regio Esercito. Quindi questo lo dobbiamo porre appunto come presupposto e ribadirlo in maniera molto chiara, proprio perché altrimenti non riusciamo a capire come fa un personaggio come Ambrosio, che come veniva definito anche dallo stesso Ciano, che non era un fulmine di guerra, Ambrosio, ma riesce veramente a arrivare alla vetta delle forze armate italiane, anche, e diciamo, questo è un elemento di cui parlavamo poco fa, sarà l'unico capo di Stato Maggiore Generale a non raggiungere il grado di maresciallo d'Italia. Quindi dei tre, i due precedenti, gli altri due piemontesi, Cavallero e Badoglio prima e Messe dopo, che saranno marescialli d'Italia. Quindi questo è un elemento interessante anche per rappresentare il tipo di percorso e di ascesa che farà Ambrosio. Detto questo, possiamo iniziare con la prima slide, che ci evidenzia la sua carriera, diciamo, nei suoi primi 30 anni di carriera. Inizia con la Scuola Militare di Modena, che, ricordiamolo, era l'istituto per gli allievi ufficiali di carriera delle armi di fanteria e di cavalleria, da distinguere con invece l'Accademia Militare, che all'epoca era a Torino e che invece formava gli allievi delle armi dotte, le cosiddette armi dotte, ossia artiglieria e genio. Ambrosio inizia la sua carriera appunto come ufficiale di cavalleria, dopo 2 anni nel 98 diventa sottotenente di cavalleria e inizia un percorso costante e cadenzato, potremmo dire, sia come incarichi sia come promozioni. Vediamo appunto che nel 1901 diventa tenente, nel 1909 diventa capitano, nel 16 diventa maggiore, avendo una progressione di incarichi in quel momento sempre legati a reparti di cavalleria. La cavalleria che nella prima guerra mondiale avrà una battuta d'arresto, non ci saranno grandi attività della cavalleria come arma combattente, visto e considerato che le situazioni, diciamo, i contesti geografici sono particolarmente aspri, no? Sia il fronte trentino che quello del Carso non sono adatti, ovviamente, la guerra si fa in trincea. Allo stesso modo, comunque Ambrosio aveva avuto l'esperienza della guerra di Libia, aveva avuto 1 anno di mobilitazione appunto in Nord Africa, dove comunque ebbe modo di implementare, di impratichirsi. Questo lo vedremo, sarà molto importante, soprattutto perché appunto la cavalleria, che diciamo, sin dalla tradizione del Medioevo aveva essenzialmente due caratteristiche, la cavalleria pesante, quella di sfondamento, no? Quella che verrà ereditata sostanzialmente dai carristi, per capirci, e quella quella leggera, quella legata all'esplorazione, all'attività di perlustrazione. Ecco, questo elemento sarà importante proprio perché lo stesso Ambrosio avrà comunque un ruolo, seppur marginale, nella seconda metà degli anni 30, proprio per quanto riguarda l'analisi anche dottrinaria. Quindi, diciamo, abbiamo detto un personaggio mimetico, nel senso che non si vede, non brilla così tanto in attività belliche o diciamo, in incarichi di grande prestigio sotto l'aspetto della carriera, però comunque è una persona competente, cioè sa fare il suo mestiere, i comandi comunque li fa, e questo gli dà atto anche che appunto nel periodo della Grande Guerra, vediamo che lui entra nel 15 nella Grande Guerra da capitano e ne esce dopo 3 anni e mezzo col grado di colonnello, quindi diciamo che non è che non ha fatto niente, quindi questo dobbiamo a onor del vero ribadirlo, è comunque un militare, un ufficiale di arma combattente che nei suoi comandi
offre comunque un'attività degna di nota. Nel senso, ripeto, poi andremo a vedere come non parteciperà dopo al 18 a impegni bellici rispetto a tanti altri che invece non se ne faranno mancare una, faranno l'Etiopia, la Spagna, l'Albania e altre attività. Quindi abbiamo detto che supera la Grande Guerra con profitto, anche se poi, ripeto, non brilla, non ha tutte queste particolari occasioni per evidenziarsi, ma anche per l'elemento esclusivo dell'arma di cavalleria, come abbiamo detto. Diciamo, l'arma di cavalleria sicuramente ha una sua valenza d'élite, non sono tantissimi i reggimenti, sì, all'epoca erano sicuramente di più rispetto ad oggi, anche perché appunto l'uso del cavallo si è sempre ridotto, ma anche nella seconda guerra mondiale, però diciamo che ha comunque come pedigree la sua essenza di essere piemontese, che appunto lo porta nel 22 a avere il prestigioso incarico di comandare il terzo Savoia Cavalleria, che appunto è uno dei più prestigiosi dell'allora Regio Esercito. E tra l'altro dopo 2 anni diventa anche vicecomandante della scuola di cavalleria, quindi diciamo che ha la sua capacità di potersi inserire, poter progredire in una nicchia esclusiva che fa un po' selezione a sé e che non ha bisogno di dover sgomitare rispetto agli altri ufficiali di Stato Maggiore provenienti dalle altre armi. Noi abbiamo citato nelle puntate scorse Badoglio, che era artigliere, Graziani, che era della fanteria, idem Cavallero, Roatta, anche lui della fanteria, quindi capite bene come gli uffici di fanteria ce n'erano tantissimi, ovviamente per una quantità di reparti e di incarichi, quindi loro sicuramente avevano più necessità di sgomitare. Questo non accade ad Ambrosio, o quantomeno, ripeto, Ambrosio ha la sua possibilità di fare il suo e quel suo gli viene comunque sempre ricompensato per essere piemontese, per essere ritenuto un ufficiale degno di fiducia, stimato, apprezzato, perché fa semplicemente quello che gli viene chiesto, senza dover appunto strafare. E questo è un elemento appunto che lo portò appunto nella prosecuzione della carriera. Possiamo andare anche nella slide successiva. Appunto nel 29 diventa generale di brigata, divenendo anche comandante della scuola di cavalleria dopo un periodo in cui, come abbiamo visto, era il comandante in seconda, il vicecomandante, e nel corso degli anni 30 progredisce ancora, andando a toccare sempre quel ruolo di ibridismo, e qui è un elemento molto importante in cui siamo negli anni 30 anche complici le riforme non sempre compiute, diciamo così, giusto per inquadrare, visto che non è l'oggetto delle nostre chiacchierate, non parleremo, appunto, magari poi potremmo pure fare una seconda tornata dei generali, però diciamo nel programma iniziale non andiamo né a toccare Baistrocchi né Pariani, ma questi due capi Stato Maggiore dell'Esercito, nonché sottosegretari alla guerra, il primo fu dal 33 al 36 e il secondo dal 36 al 39, ebbero il desiderio, anche solo di facciata, perché poi in realtà le loro riforme non riuscirono ad essere completamente realizzate, soprattutto per una questione di bilancio, che appunto la coperta era sempre molto stretta e quindi non si ebbe sempre la capacità di poter rendere pienamente dinamica, celere la componente dell'esercito. Però il fatto che Ambrosio sia il comandante da principio della seconda divisione Celeri e poi ispettore delle truppe Celeri gli dà comunque un ulteriore prestigio, perché è il momento in cui siamo appunto nell'avvio di quella che sarà la parziale riforma Baistrocchi, ed era anche un tema molto, molto caro a Mussolini, il fatto della guerra dinamica, no? Della guerra che potesse essere
vinta in maniera con il movimento, era un periodo particolare anche negli altri paesi, anzi diciamo, la scuola britannica, ma non solo, anche la scuola francese, ci sarà appunto in quegli stessi anni De Gaulle, un giovane De Gaulle che scriverà opere sulla cavalleria blindata, sull'attività di poter avere una certa dinamicità al campo di battaglia, perché poi il problema era, questo sarà, ci voglio spendere 2 parole perché è importante anche per capire un po' le dinamiche più complessive delle difficoltà che l'esercito italiano ebbe da lì ai successivi 10 anni fino alla seconda guerra mondiale. C'era sempre il problema della mobilità. Ma la mobilità che vuol dire? La mobilità verso il campo di battaglia o la mobilità dentro il campo di battaglia? Ecco, e non è la stessa cosa, nel senso che come arrivi sul campo di battaglia e poi se hai la possibilità di muoverti nel campo di battaglia. Ecco, diciamo che l'esercito italiano avrà grossi problemi sia nel movimento verso il campo di battaglia, questo è la prova plastica, è nelle divisioni autotrasportabili, nel senso che se hanno i mezzi, vanno con i mezzi, possono essere portati sul campo di battaglia, se non ce l'hanno vanno a piedi. Quindi immaginate appunto poi se non avevano i mezzi neanche per arrivare sul campo di battaglia, figuriamoci quello di potersi muovere sullo stesso campo di battaglia. Però questo è un elemento molto importante perché appunto, ripeto, porta Ambrosio almeno a porsi delle domande sul fatto che il passaggio della cavalleria nella sua esposizione classica, no? Appunto i cavalli, lo stesso cavallo che si muove, che ha la sua capacità di avere una capacità di modifica. Poi appunto qui su questo canale avete avuto modo di parlare sulle guerre napoleoniche e non solo, quindi non sono certo io che devo spiegarvi queste cose, però per ricollegarmi anche a quei discorsi, no? Al discorso dell'utilizzo della cavalleria tra la fine dell'età moderna e l'inizio dell'età contemporanea. Quindi questo è un elemento che torna e proprio in quegli anni è un elemento di grande studio, appunto, come utilizzare la tecnica, i progressi tecnologici, il motore, primo tra tutti, e anche il motore su ruote o su cingoli che possa essere efficace ed efficiente nel contesto non solo di sfondamento, cioè non lo devo utilizzare solo come cannone che si muove, ma anche un qualcosa che possa fare il movimento nel senso di aggiramento, perché appunto la guerra si basa sullo scontro frontale, ma anche sulla capacità di aggirare il nemico, di prenderlo alla sprovvista. Quindi questo è un elemento fondamentale anche e soprattutto nell'analisi delle cosiddette truppe celeri, perché appunto poi le truppe celeri in quel periodo arriveranno ad essere tutto e niente, truppe celeri anche quelli che stavano in bicicletta, così tanto per dire. Quindi ci troviamo di fronte a truppe celeri che passavano da quelli in bicicletta a quelli a cavallo, a quelli con la motocicletta e quelli con i carri armati, così, ecco. E quindi diciamo era un tutto e un niente in base all'equilibrio e alle possibilità che avevi di poter investire su materiali. Grazie Marco, infatti direi che proprio lui ti ha dato esatto, la risposta giusta. Esatto, cioè, allora se ho il beneplagio di Marco allora posso andare avanti, diciamo. Diciamo, temevo un suo giudizio negativo, invece mi ha dato incoraggiamento, quindi mi permette di proseguire in questo tema. Dicevo, quindi questo tema ci è fondamentale anche per capire, ripeto, come Ambrosio possa in quegli anni continuare la sua carriera, e sappiamo bene come le carriere sono una piramide, no? Diciamo, più si va avanti e più ci sono meno incarichi, quindi è ovvio che di massima vengono favoriti quelli che partecipano alle guerre, perché se partecipi alle guerre hai promozioni, se hai promozioni ti fai vedere, e questo è esattamente, possiamo dire che Ambrosio è esattamente il contrario di Graziani. Nella vita di Graziani abbiamo visto che Graziani, che era un piccolo borghese di campagna, no? Cioè il padre era un medico condotto, non fa neanche
non frequenta neanche né la scuola militare, almeno all'inizio, né l'accademia, quindi diciamo che inizia dal complemento, quindi ha una sua carriera molto sul campo, legata appunto alle fortune delle esperienze africane, e appunto le esperienze africane gli sono poi diciamo di apertura per la sua grandissima carriera, non se ne fa mancare una. Invece Ambrosio è esattamente il contrario, guadagna gradi e incarichi perché è comunque un lavoratore, nel senso tecnico del termine, che diciamo, ha capacità di analisi, di logica, e questo lo porta a progredire nella sua carriera, tanto appunto che nel 1935 diventa comandante del corpo, comandante generale di corpo d'armata, e permette anche e viene mandato tra l'altro in Sicilia, e vedremo qui quanto sarà importante la Sicilia in quel momento specifico, tra il 35 e gli anni seguenti, senza aver, ripeto, partecipato a nessun tipo di attività bellica rispetto al 18, cioè dal 18 bisogna arrivare addirittura al 41, perché dal 18 al 41 poi non avrà nessun tipo di impiego cioè, diciamo, al fronte. Dicevo, il 37 è un anno importante perché oltre ad essere un po' il punto di svolta della riforma Pariani, che nel frattempo, come dicevo, dal 36 ha preso il posto di Baistrocchi come capo di Stato Maggiore d'Esercito, nonché come sottosegretario alla guerra, perché il ministro è sempre Mussolini in quel periodo. Mussolini tiene i tre, tra le altre cose, ne tiene più di 3 di ministeri, però tra i vari ministeri che tiene, sicuramente i 3 ministeri militari, e delega ai 3 rispettivi capi di Stato Maggiore delle Forze Armate anche il ruolo di sottosegretario. Ebbene, Pariani avvia quel tentativo di riforma, in realtà sono più riforme, perché c'è la cosiddetta riforma binaria, quella che abbiamo avuto modo di citare più volte, in cui la divisione viene ridotta da 3 reggimenti a 2, così avendo lo stesso numero di reggimenti si possono fare più divisioni, una specie di maquillage contabile, ma si partiva dal presupposto che aveva una sua logica, una logica che noi oggi su cui oggi potremmo sorridere, ma diciamo, a detta di Pariani aveva una sua validità. Perché delegava la manovra, quella che abbiamo detto, l'elemento avvolgente, quello che risolve la battaglia, oltre allo scontro mero e semplice, e questo era l'elemento base dell'elemento a triangolo, no? L'elemento a 3, la vecchia divisione ternaria, era formata da due elementi, da 2 reggimenti che attaccavano e il terzo che avvolgeva, che risolveva la questione. Ovviamente riducendo da 2 a 3 manca la parte di manovra, che secondo Pariani doveva essere legata al livello successivo, al livello superiore, il corpo d'armata. Quindi il corpo d'armata doveva fungere da elemento di manovra. E questa idea, questo tentativo venne ad essere provato, testato in varie occasioni, tra cui nelle grandi manovre del 37 proprio in Sicilia. In Sicilia, dove appunto era il comandante Ambrosio, e dove si testò la possibilità di combinazione tra l'elemento celere, quindi l'elemento di utilizzo dei carri per riuscire a dare un segnale, un significato alla battaglia, ma allo stesso tempo un elemento in cui appunto si voleva trarre profitto dalle supposte esperienze dell'Etiopia, però ovviamente capite bene come l'esperienza dell'Etiopia era un'esperienza assolutamente parziale contro un esercito, diciamo, quello etiope, che per quanto potesse essere armato discretamente non era sicuramente un esercito come quelli europei, e la stessa cosa anche nella guerra di Spagna. Quindi però secondo Pariani queste 2 esperienze confermano il fatto della bontà dell'utilizzo della divisione binaria, e della divisione binaria con l'utilizzo anche dei carri. Finiscono queste grandi manovre, e ovviamente Ambrosio è uno di coloro che devono esprimersi, devono dare delle valutazioni, perché Pariani comunque si circondava, diciamo, poi faceva come diceva lui, anche perché più che altro faceva come diceva Mussolini, però diciamo che aveva interesse ad ascoltare i suoi sottoposti per riuscire ad avere non fosse altro, sperava in una accettazione di quello che lui proponeva. E però c'erano alcuni elementi diciamo in controtendenza, tra cui lo stesso Ambrosio, che evidenziò delle criticità non solo per l'utilizzo della divisione binaria, che secondo lui non era efficace
per l'attività di manovra, ma a maggior ragione proprio perché se prima la brigata e poi la divisione corazzata dovevano avere una loro valenza risolutiva, se l'elemento risolutivo veniva delegato al corpo d'armata, la divisione, per quanti carri ci potevi mettere, non avrebbe sicuramente dato l'effetto sperato. Quindi questo è un elemento importante dove probabilmente è uno dei contributi maggiori, anche se inascoltati, di Ambrosio in quel contesto. E ripeto, sicuramente è un elemento che ci porta a dare nei confronti suoi un giudizio favorevole nel fatto appunto che fosse un grande professionista, nel senso le cose le sapeva, non aveva tutte queste esperienze sul campo di battaglia, non era carico di medaglie come potevano essere altri, ma sicuramente questo lo portava ad essere ben visto e ben apprezzato all'interno dell'ambiente militare. E questo non è un elemento da poco, perché appunto diciamo, avere una buona reputazione è importante, cioè non c'erano soltanto i chiacchierati come poteva essere i Roatta o i Soddo, ma c'erano anche gente come, ed erano tra l'altro quelli che appunto quelli come Ambrosio che venivano apprezzati dal sovrano, che magari disprezzava i vari Soddu e Roatta. Possiamo andare alla slide successiva. Quindi vediamo come nel 39, quindi ancora in un momento di relativa calma, Ambrosio l'abbiamo lasciato, che era comandante del corpo d'armata in Sicilia, viene incaricato del comando designato d'armata appunto della seconda armata, che viene collocata nella zona del confine orientale tra il Veneto e la Venezia Giulia. Grande unità che era stata predisposta anche con diciamo delle aliquote celeri, quindi questo era un elemento interessante per un eventuale attacco alla Jugoslavia. Allora, sappiamo come la Jugoslavia sin dal 1918 era una attenzionata speciale per l'Italia, no? Diciamo che sia per una questione di non piena soddisfazione dei confini orientali, ci si aspettava di più, per il mito della vittoria mutilata non dobbiamo certo spiegarlo qua, ma questo è sicuramente la parte politica di quello che sarebbe stato poi il desiderio di secondo tempo nei confronti della Jugoslavia, una Jugoslavia che era tra l'altro protetta dalla Francia, così tanto per dire, no? E quindi si riteneva che prima o poi bisognasse fare i conti con la Jugoslavia. E quindi Ambrosio, una cosa importante, il grado di generale d'armata non poteva essere attribuito se non in tempo di guerra, nel senso che per ottenere la promozione a generale d'armata dovevi aver combattuto in guerra, tant'è che appunto Graziani l'aveva ottenuto sul campo di battaglia e altri l'avevano già ottenuto. Questo elemento mancava ad Ambrosio perché lui non aveva mai combattuto, quindi non gli danno l'incarico di comandante della seconda armata, ma non ha il grado cioè un grado funzionale, ma non ha il grado effettivo, perché di fatto lo avrebbe ottenuto solo se avesse combattuto, avesse diretto un'armata in tempo di guerra. Per il momento, come sappiamo, il confronto con la Jugoslavia non si realizzerà per il momento. Ovviamente passa il 40, gli impegni bellici dell'Italia sono da altre parti, contro la Francia, poche settimane, se non pochi giorni, contro la Libia, scusate, in Libia contro l'Egitto e in Grecia a fine 40. La situazione si sblocca nella primavera del 41, quando anche su sollecitazione dei tedeschi si procede nella completa occupazione dei Balcani, e in quella circostanza entra in gioco anche Ambrosio e la sua seconda armata. E quindi Ambrosio partecipa ai combattimenti contro la Jugoslavia, che si ridurranno veramente a poco, anche perché appunto la questione viene rapidamente risolta dai tedeschi invadendo la Jugoslavia e quindi ristabilendo l'ordine e tra l'altro creando
quella che sarà la ex Jugoslavia, perché poi da quel momento non ci sarà più una Jugoslavia intera, ma ci saranno territori frammentati e anche suddivisi, ne parleremo fra poco. In questa campagna, brevissima campagna dell'aprile del 1941, Ambrosio comunque fa il suo, anche qui diciamo, ha il suo momento di gloria, e tra l'altro questo momento di gloria gli permetterà anche di ottenere quell'agognato grado di generale d'armata che fino a quel momento gli era stato precluso proprio perché non aveva mai partecipato ad attività belliche operative. E diciamo le sue unità riescono a occupare le posizioni prestabilite sulla costa della Dalmazia o nell'entroterra. Da quel momento possiamo dire che però iniziano i problemi veri. I problemi veri perché la situazione della ormai ex Jugoslavia è caratterizzata da una grande frammentazione, come ho detto. Non ci sono solo gli italiani e i tedeschi, ma si collocano come il terzo incomodo i croati. I croati che ovviamente hanno una loro collocazione avversa alle altre istituzioni presenti e future ex jugoslave, primo tra tutti appunto i nazionalisti, la resistenza cetnica di quella che era la tradizione monarchica, no? Del vecchio regno degli slavi del sud, dei sloveni, croati e serbi, sloveni e croati, e ovviamente ancora di più contro i partigiani titini. Sì, poi gli stessi cetnici che Roatta insomma all'inizio era amicone, poi insomma sì, ma nasce proprio da Ambrosio. Questo, diciamo, Roatta trova la situazione costruita da Ambrosio, proprio perché l'anno dopo prenderà proprio il posto di Ambrosio. Anzi, ci sarà un autentico scambio, visto che all'inizio del 42 Roatta cederà l'incarico di capo di Stato Maggiore dell'Esercito e assumerà l'incarico di comandante della Seconda Armata, e Ambrosio farà esattamente l'inverso, passerà da comandante della Seconda Armata a capo di Stato Maggiore dell'Esercito. E nasce qui quell'ambiguità, nasce grazie o a causa, non lo so, diciamo che Ambrosio anche qui riesce in maniera molto efficace a essere prudente, sarà una prudenza che poi lo contraddistinguerà poi per i 2 anni a seguire, non senza brutalità, perché poi non è che era un tenero contro i partigiani titini, avrà un pugno di ferro, tant'è che appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale sarà inserito anche lui nell'elenco dei criminali di guerra che la Repubblica socialista jugoslava chiederà all'Italia. Però nonostante, ripeto, queste brutalità che vi furono, Ambrosio seppe gestire in maniera molto equilibrata i rapporti tra i contendenti, che fossero amici o nemici o nella loro ambiguità, perché appunto, come dicevo, ci sono gli Ustascia croati che sono amici dei tedeschi ma sono competitori dell'Italia, perché grosso modo operano nello stesso territorio. La zona della Slovenia e della Dalmazia, appunto il comando territoriale che fa capo alla Seconda Armata si chiama Subesloda, significa Slovenia e Dalmazia, di cui appunto Ambrosio acquisisce i poteri territoriali, no? Finita la guerra bisognerebbe gestire il territorio, ma un territorio complesso in cui ci sono delle brutalità da tutte le parti, in cui paradossalmente da quel momento in poi nasce anche il mito, in parte vero, in parte un po' accresciuto, della protezione che effettivamente le truppe italiane fecero nei confronti di una parte della popolazione civile. Si parla sempre della protezione degli ebrei. C'è stata sicuramente c'è stata, perché comunque gli Ustascia in questo erano molto più brutali, perché seguivano in maniera alla lettera i dettati tedeschi. Quindi troviamo di fronte a un gioco di un po' tutti contro tutti, una alleanza a geometrie variabili, in cui sicuramente gli italiani non sopportavano i croati e viceversa, sicuramente tedeschi, croati e italiani non sopportavano i titini e viceversa, e però c'era una sorta di modus vivendi tra
i cetnici, i nazionalisti e gli italiani, perché sostanzialmente avevano come primo obiettivo quello di scalzare o di ridurre la prepotenza da una parte dei croati e dall'altra parte dei titini. Quindi questo è un elemento interessante che sarà un po' un tormentone che ritornerà da lì a 2 anni anche all'interno del rimescolamento degli incarichi, perché poi, come abbiamo visto, i 3 incarichi, Cavallero, che rimane capo Stato Maggiore capo Stato Maggiore del generale fino al febbraio del 43, poi verrà sostituito proprio da Ambrosio, e i 2 ruoli capo Stato Maggiore dell'esercito tra Roatta e Ambrosio, che si sostituiscono nell'incarico di comandante della seconda armata. Quindi questo è un tassello importante per andare a capire non solo i rapporti specifici del 41-42, ma che ci spiegano anche quelli che saranno l'anno successivo. Quindi ripeto, un atteggiamento molto prudente, che ovviamente ha i suoi eccessi, come dobbiamo, ripeto, ribadirlo, non è che è uno stinco di santo, cioè nel senso che non è che fa la guerra con i fiori, fa la guerra pure con fucilazioni e azioni di controguerriglia, che all'epoca erano la soluzione secondo i dettami della normativa in quel momento vigente, della legge di cui chiamiamo la legge di guerra, diciamo, è un elemento abbastanza così, è un po' edulcorato, però diciamo che questo era il tipo di ingaggio che avevano. E ripeto, Ambrosio riesce a mantenere comunque abbastanza stabile quel fronte, e proprio per questo motivo entra nelle grazie di Cavallero, e qui emerge anche quella contrapposizione che esisteva tra Cavallero e i cosiddetti spagnoli. I cosiddetti spagnoli erano quei generali che avevano fatto carriera durante la guerra di Spagna, che avevano ottenuto anche gratifiche forse sproporzionate ai loro meriti, sicuramente delle promozioni e degli incarichi legati molto alla loro intraprendenza di sgomitare, esattamente il contrario di quello che aveva fatto Ambrosio, per capirci. Quindi quando tra la fine del 41 e l'inizio del 42 Cavallero cerca di non dico liquidare, perché non riesce a liquidarli, ma metterli un po' sotto tutela, o quantomeno cercare di limitarne il potere, vediamo che nel giro di pochi mesi vengono ridimensionati personaggi come Roatta, Gambara e poi Bastico, perché sono 3 che hanno fatto carriera durante la guerra di Spagna, che erano in tempi diversi protetti da Aciano, e sappiamo come per i trascorsi, per la biografia che abbiamo visto di Cavallero la volta scorsa, a un certo punto Cavallero e Ciano non si possono vedere, sono 2 poteri antagonisti, e quindi se sei amico di Ciano inevitabilmente sei nemico di Cavallero, e viceversa. Ambrosio, che non è nemico di nessuno, in realtà non è amico neanche di nessuno, nel senso che è solo fedele al re, diventa ed è sicuramente a un certo livello esposto come carriera, viene considerato all'inizio del 42 come il miglior sostituto di Roatta allo Stato Maggiore dell'esercito, non fosse altro appunto perché è gradito a casa reale, perché poi bisogna sempre il sovrano lo citiamo sempre relativamente poco, nel senso che è un po' il convitato di pietra, ma non può essere ignorato a tal punto da mettere dei generali in ruoli apicali, come può essere quello dello Stato Maggiore dell'esercito, che non abbiano quantomeno la sua stima. In quel momento Ambrosio sembra la persona più indicata. Quindi possiamo andare nella slide successiva, in cui appunto vediamo come Ambrosio all'inizio del 42 diventa capo Stato Maggiore dell'esercito. Possiamo dire che l'anno nel quale egli è capo Stato Maggiore dell'esercito, non dico che è di tutto riposo, perché sarei ingeneroso nei suoi confronti, però lo Stato Maggiore dell'esercito in quel momento è sostanzialmente una grande organizzazione
che deve servire il Comando Supremo, e il Comando Supremo è Cavallero. Quindi diventa praticamente l'organo di mobilitazione del Comando Supremo, perché di fatto, nonostante il fronte dei Balcani in parte dipende sempre dallo SME, dallo Stato Maggiore dell'Esercito, ovviamente a voce in capitolo Cavallero, perché non fosse altro ci si va a toccare anche con le relazioni con i tedeschi. Però questo Ambrosio capisce che può fare anche in questo caso il suo, seguendo le istruzioni e le direttive di Cavallero, che in realtà sono quelle di Mussolini. Diciamo semplicemente in quel momento Cavallero fa un po' il megafono del dittatore, e quindi si occupa della parte della mobilitazione, dell'attività logistica, anche in previsione dell'implementazione dello XIR, il corpo di ispezione italiana in Russia, che era stato mandato a partire dal luglio del 1941 e che verrà più che raddoppiato nel corso del 42 con la formazione dell'Armir, l'armata italiana in Russia, che verrà ai noi comandata da Gariboldi e verrà gradualmente estromesso Messe. Quindi questo ci fa capire come ancora per un altro anno Vittorio Ambrosio diventa uno strumento fedele, uno strumento efficiente, in questo caso nelle mani di Cavallero, per poter cercare di guadagnare tempo, perché poi è tutta una questione di guadagnare tempo. Il fronte nordafricano è una corsa contro il tempo, soprattutto nel corso del 42 sappiamo appunto come poi si infrangerà con le battaglie di El Alamein secondo semestre, e qui la funzione principale di Ambrosio è quella appunto di fornire materiale, di fornire soldati, di coordinare le direttive che vengono emesse dall'alto. E questa sua qualità di mediatore, di organizzatore, di facilitatore, chiamiamolo così, sarà la sua carta vincente quando proprio lo stesso Cavallero finirà il suo incarico, perché appunto verrà utilizzato come capro espiatorio non solo della sconfitta in Africa settentrionale, ma anche dei cattivi rapporti che ormai si sono fatti con i tedeschi. Cavallero è considerato amico dei tedeschi, quasi complice dei tedeschi, e all'inizio del 43 diciamo che si è superato un po' il giro di boa, e quindi bisogna trovare qualcuno che possa eventualmente avere una voce critica nei confronti dei tedeschi, e Ambrosio, che non l'ha mai espressa in maniera così evidente, ma che la sua esperienza in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, abbiamo detto tra il 41 e il 42, in cui stava comunque in contrapposizione con i croati e indirettamente con i tedeschi, dava sicuramente un credito maggiore, soprattutto agli occhi del sovrano, che appunto siamo nel 43 e sappiamo bene come il primo semestre del 1943 è un periodo delicatissimo, in cui non dico che già si prepara quello che sarebbe accaduto il 25 luglio, però in parte già lo si fa, nel senso che il sovrano non è convinto, o quantomeno non è persuaso dei tempi e dei modi, e in questo Ambrosio anche lui sa stare diciamo al posto suo, non ha ambizioni di tirare per la giacchetta il sovrano, parla col sovrano spesso, si confida, ma non ha mai l'ultima parola da poter consigliare al sovrano. Espone i problemi, ma non si allarga a dare una soluzione ai problemi, perché secondo lui non gli competono. Il suo compito è quello di gestire le forze armate, ma come l'indirizzo deve essere politico, e questo sarà un elemento che lo ritroveremo anche l'8 settembre. Nonostante ciò, a partire dal febbraio del 43 e quindi fino al 19-20 luglio, con l'ultimo incontro di Feltre che vedrà i due dittatori incontrarsi, quindi i due dittatori si incontreranno due volte, si incontreranno a Salisburgo ad aprile e a Feltre a luglio.
ma ci saranno anche altri incontri. C'era l'incontro, per esempio, verrà Ribbentrop in Italia a febbraio, e in tutti questi incontri, bene o male, Ambrosio è sempre al fianco di Mussolini, quantomeno per fare una sorta di pungolo, cioè quel pungolo che Ambrosio non ha il coraggio di fare nei confronti del sovrano, lo fa comunque nei confronti di Mussolini, dicendo sostanzialmente: la guerra è persa, dobbiamo cercare di trovare una via d'uscita, dobbiamo farci aiutare di più dai tedeschi, i tedeschi sono egoisti, non hanno capito le nostre esigenze, pensano tutto al fronte russo e al fronte mediterraneo non ci pensano, e tutta una serie di questo tipo di indicazioni, una sorta di goccia cinese che all'indirizzo di Mussolini cerca di spiegare e consigliarlo sul fatto che bisogna trovare una soluzione, volenti o nolenti, perché se non si trova una soluzione, la soluzione troverà loro, e quindi diciamo li sovrasterà. Ripeto, questo suo atteggiamento che continua, ripeto, con caparbietà, ma sempre senza non sovrastare i ruoli altrui, perché lui si considera sempre un consulente, non è il decisore, e questo lo caratterizza ancora, e sta lì anche per quel motivo, no? L'abbiamo detto, è l'opposto di Cavallero, è l'opposto di Graziani, è l'opposto anche di Badoglio per certi aspetti, perché sì, è ambizioso, perché Ambrosio ovviamente è ambizioso, perché se non fosse ambizioso non sarebbe arrivato a quel livello, ma di un'ambizione sottile che non si macchia le mani dando la pugnalata come avrebbero fatto altri, no? I vari Roatta eccetera avevano dato parecchie pugnalate a propri colleghi o superiori. Ambrosio non ha bisogno di quello, e torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto all'inizio, no? Sa che facendo il suo avrà sempre la stima e la riconoscenza da parte del sovrano, e questo a lui gli basta. E questa è la situazione che poi si va a sviluppare anche nella estate del 1943, in cui si vanno un po' a unire, si riannodano tutti i fili sfilacciati delle tre cosiddette congiure, no? Quelle che vengono chiamate i tre elementi che porteranno al 25 luglio, ossia i gerarchi, che materialmente sfiduceranno Mussolini la notte tra il 24 e il 25, la componente militare che fiancheggerebbe, qualora il re fosse disposto a farlo, un cambiamento istituzionale, farebbero cadere il fascismo, e poi c'è l'elemento minoritario, quello degli antifascisti, ma che sappiamo che conterà sempre poco in queste dinamiche. E si arriva quindi al 25 luglio con la defenestrazione di Mussolini, con l'arresto di Mussolini, in quel caso Ambrosio è tra l'altro presente a Villa Savoia, quindi anzi alcune ricostruzioni lo pongono pure come appunto ascoltatore, diciamo, sta nascosto e sta lì pronto per eventualmente intervenire qualora ci fosse qualcosa da intervenire, no? E quindi il passaggio dal periodo pre e post 25 luglio vede Ambrosio rimanere nella sua collocazione, diventa un po' il garante delle forze armate, e questo è un elemento importante, visto e considerato che sappiamo che nella riunione del 24 e 25 luglio le forze armate erano messe molto in discussione da parte di alcuni gerarchi, no? Alcuni gerarchi più fanatici, pensiamo a Farinacci o ad altri che avevano avuto parole molto dure nei confronti delle forze armate come responsabili della sconfitta eccetera. Ma con Badoglio presidente del Consiglio, e qui entriamo nei cosiddetti 45 giorni, ossia quelli tra il 25 luglio e l'8 settembre, Ambrosio rappresenta ancora l'elemento di coordinamento. Perché? Perché nasce il grande dilemma: come trovare una via d'uscita al conflitto. C'è un altro incontro, in realtà sì, sono due, però quello che riguarda Ambrosio è uno solo, che si svolgerà a Tarvisio, in cui avrà modo di parlare con Keitel, quindi i due capi delle forze armate, in cui in questa circostanza Ambrosio è molto duro nei confronti di Keitel, c'è un Ambrosio inaspettato, e qui
Ambrosio fa vedere un po' il suo carattere, un carattere che non ha mai fatto vedere precedentemente. Fa notare a Keitel che tutte le aiuti in divisioni che erano stati richiesti agli italiani per difendere la Sicilia prima del 25 luglio non erano stati mandati perché si riteneva, cioè i tedeschi avevano giustificato il fatto che non le avevano. Peccato che dopo il 25 luglio arrivano e non solo non si portano verso il sud Italia, ma si collocano nel nord Italia anche con atteggiamenti abbastanza strafottenti nei confronti sia della popolazione civile che anche dei militari. Quindi in quella circostanza, anzi, Ambrosio capisce che la situazione è ingestibile, che bisogna trovare una soluzione, e in quel caso, ovviamente indirizzato anche in quello, perché non è che prende iniziativa, indirizzato da Badoglio e dal nuovo ministro degli affari esteri, ci sono i primi contatti con gli anglo-americani. Su questo tema è un tema molto delicato, vennero mandati due delegati che non sapevano l'uno dell'altro, Castellano fidato di Ambrosio, mentre va invece Zanussi fidato di Roatta, un caos abominevole, gli alleati non riescono a capire chi sia il millantatore e chi sia quello vero. In realtà sono tutti e due veri millantatori allo stesso tempo, tant'è che si arriva alla firma in maniera molto caotica, alla firma dell'armistizio il 3 settembre a Cassibile, con un grande non detto, nel senso che in quel momento Castellano, che era stato mandato inizialmente con l'obiettivo e con l'incarico di tratta con gli anglo-americani per farci accettare per combattere contro i tedeschi, quindi una sorta di qual è la condizione che voi ci offrite affinché noi possiamo ribaltare l'alleanza, visto che noi siamo consapevoli che i tedeschi già stanno contro di noi. In realtà gli anglo-americani gli rispondono: se volete vi potete arrendere, ma non aspettatevi aiuto da parte nostra perché non ve lo diamo, voi avete già perso la guerra. E quindi questo diverso approccio con il quale si trova davanti Castellano porta da parte di Ambrosio, che è colui che conosce, perché è colui che ci parla direttamente con Castellano, ha le informazioni dirette di Castellano, ma che parzialmente le cela sia a Badoglio che a Re. E quindi sostanzialmente si firma un armistizio o una resa senza condizioni meglio, senza che le istituzioni politiche sappiano veramente quello che si è firmato. E questo è buona parte della responsabilità di Ambrosio, che volutamente non comunica tutto, e probabilmente anche per colpa di Ambrosio, questa diciamo che è una responsabilità condivisa tra più persone, ma una buona fetta, visto che parliamo di Ambrosio, anche lui ne è responsabile del grande equivoco armistizio l'8 o diciamo pubblicazione comunicazione dell'armistizio l'8 o il 12 di settembre. Tutti erano convinti che fosse il 12, in realtà gli americani non avevano mai dato gli anglo-americani non avevano mai dato una data precisa. Hanno detto: dopo un tot di tempo noi vi comunicheremo quando sarà efficace. Però tutti sono convinti che è il 12 perché Castellano dice una cosa, una sorta di telefono senza filo, nel senso Castellano dice una cosa, Ambrosio ne capisce un'altra, riferisce un'altra e ne capiscono un'altra. Però sta di fatto che questa situazione in cui appunto Ambrosio di proposito non comunica tutto quello che sa ai suoi referenti politici, sarà il grande equivoco e la grande caos che avverrà il 7 settembre, perché il 7 settembre arriveranno a Roma la sera due ufficiali americani, il vicecomandante di una divisione aviotrasportata, il generale Taylor, e un suo ufficiale d'ordinanza, arriveranno a Roma qui abbiamo, siamo andati avanti, e arriveranno per coordinare un aviosbarco appunto di truppe aviotrasportate americane su Roma, che era un po' l'unica cosa che Castellano era riuscito a spuntare per dare un segno tangibile di collaborazione da parte alleata nell'auspicata difesa di Roma, perché appunto si era fatto presente come le truppe
italiane presenti intorno alla capitale non erano sufficienti per poter garantire una difesa efficace nei confronti dell'immaginato attacco tedesco. E stranamente fino a un certo punto, Ambrosio quella sera non sta a Roma, ma sta a Torino. Sta a Torino perché, secondo alcune versioni, doveva fare un trasloco. Immaginate, il capo di Stato Maggiore Generale, nei momenti clou in cui si sa che da lì a poche ore, o comunque se non era l'8 era sempre il 12, non è che stiamo parlando di fra 2 mesi, in cui dovresti essere particolarmente sollecito e presente in quello che dovrebbe accadere, Ambrosio sta a Torino, nella migliore ipotesi per fare un trasloco, nella peggiore per distruggere i documenti. Sta di fatto che viene contattato a Torino e appunto dice: io sto a Torino, però diciamo che ci sarebbe stata la possibilità, alcuni sostengono che si poteva prendere un aereo e in poche ore arrivare a Roma. In realtà deciderà di prendere il treno. Capite bene che già oggi un Torino-Roma, a parte l'alta velocità, ma se passi per Genova ci metti anche 7-8 ore, nel senso ci mettevi ci mettevi 10, 11, 12 tutta la notte. Poi io che ho fatto il militare in Liguria lo so bene, e quindi sarebbe arrivato solo il giorno dopo, l'8 mattina. Nel mentre questi ufficiali americani riescono a parlare alla fine con Badoglio, che come sappiamo fa una figura barbina, viene svegliato, sta in vestaglia con i capelli arruffati, sostanzialmente chiede agli angloamericani di rinviare l'armistizio perché gli italiani non sono pronti. Capite bene che gli angloamericani dice: fermi tutti, noi non rinviamo niente, comunichiamo a Eisenhower, domani o confermate l'armistizio o domani vi troverete nemici, sia noi che i tedeschi. Ma la cosa simpatica per Ambrosio è che appunto in questo viaggio che lui percorre col treno la notte tra il 7 e l'8 settembre incontra, supponiamo si siano dati un appuntamento, perché sennò è un po' difficile, caramba che sorpresa, si incontra a Genova sul treno con il maresciallo Caviglia. Maresciallo Caviglia, vecchio maresciallo della prima guerra mondiale, un personaggio tutto d'un pezzo di grande acume, che c'è una stima reciproca insieme ad Ambrosio. La notte la passano insieme e non si è mai saputo cosa si siano detti. Diciamo che tra le opzioni che si possono supporre che potessero tramare contro Badoglio, per esempio, nel senso che la situazione era poter scaricare Badoglio e cercare di trovare un nuovo accomodamento magari con Caviglia come presidente del Consiglio, visto che tra l'altro Caviglia era tra i papabili il 25 luglio, ma il re non l'aveva voluto perché era troppo vecchio, però in realtà poi il re si era pentito pure di Badoglio perché era troppo vecchio, quindi diciamo che era passato dalla padella nella brace. Vabbè, sta di fatto che questo incontro dialogo della notte tra il 7 e l'8 in treno, tra il 7 e l'8 di settembre, sono solo tenuto nella tomba, possiamo solo fare delle ipotesi, però diciamo, è comunque indicativo che Ambrosio la notte del 7, la sera del 7 non stava a Roma, stava a Torino e non si è curato di arrivare a Roma in maniera più veloce rispetto al treno, e sul treno c'era Caviglia e sono arrivati la mattina dell'8. Va bene, sta di fatto che si arriva appunto all'8, l'8 come sappiamo è una giornata d'inferno in cui alla fine tira qui e tira lì il governo italiano, soprattutto prende la responsabilità il re e dice non possiamo fare altrimenti, non possiamo inimicarci anche gli americani, e quindi alle 19:45 viene proclamato il messaggio radio di Badoglio, che in maniera subdola e ambigua sostanzialmente dice che da quel momento in poi i tedeschi saranno dei nemici, ma non lo dice esplicitamente. Gli italiani non è che riescono a capire bene la situazione, oltre al fatto che sorge qui il problema di dare ordini precisi, cioè a parte il messaggio radio, perché qui facciamo un salto indietro. Nel mese di agosto in realtà non è che non si era fatto nulla, si erano predisposti degli ordini, delle direttive sia per i reparti militari in territorio metropolitano, cioè quelli che stavano in Italia, sia quelli che dipendevano dallo Stato Maggiore dell'Esercito, cioè dipendevano direttamente da Roatta,
sia quelli al di là dei confini, ossia quelli nei Balcani, nelle isole, eccetera. L'Africa ovviamente non c'era più. Che dipendevano da Ambrosio, e erano stati predisposti degli ordini di massima nei quali si parlava, sempre in maniera abbastanza ambigua, di mantenimento dell'ordine pubblico e della gestione delle emergenze qualora vi fosse stato un cambiamento istituzionale, qualche cambiamento, che però poteva significare tutto e poteva significare niente, nel senso che poteva significare anche un ritorno dei fascisti, per dire, cioè non si parlava esplicitamente di tedeschi. Ma questi ordini andavano meglio circostanziati e soprattutto dato effetto a questi ordini attraverso alcune memorie OP44 e altre, senza che entro troppo nel dettaglio, che dessero l'ordine di attuare quegli ordini preliminari. Allora, il problema sostanziale è che tra la sera dell'8 e le prime ore del 9 non si sa chi questi ordini li avrebbe dovuti dare, perché nel frattempo si combatteva, i tedeschi hanno iniziato a combattere, quindi bisognava dare l'ordine effettivo agli italiani: non dovete parlamentare o arrendervi con i tedeschi, ma dovete piuttosto combatterli, perché loro vengono, non vi fate lusingare da promesse e ambiguità. Sta di fatto che Roatta, come capo di Stato Maggiore dell'Esercito, chiede spiegazioni, perché lui non si vuole prendere la responsabilità, Roatta chiede spiegazioni ad Ambrosio. Ambrosio dice: no, questa è una scelta politica, non la posso prendere io, la deve prendere Badoglio come capo del governo. Badoglio un po' dorme, un po' non si trova, un po' nicchia pure lui. Sta di fatto che quest'ordine non viene dato, e alla fine nel frattempo poi si organizzano per lasciare Roma, e alle prime ore dell'alba il corteo comprendente il re, la famiglia reale, Badoglio, Ambrosio, Roatta e il codazzo vario lascia Roma verso Pescara, Ortona e poi verso Brindisi. Quindi sostanzialmente si lascia allo sbaraglio la situazione militare, che va poi vive di vita propria, in cui poi sì, vengono dati gli ordini, ma in maniera tardiva, in maniera inefficace rispetto alla pressione tedesca, che già ha avuto i suoi tragici effetti. Quindi abbiamo come tra la sera del 7 e la mattina del 9 Ambrosio evidenzia tutto il suo peggio, tutto quello che avevamo detto all'inizio, no? La sua prudenza, la sua non volontà di esporsi troppo, però in quel momento sarà fatale perché fanno un po' il gioco delle tre scimmiette tra Badoglio, Ambrosio e Roatta. Io non guardo, io non sento, io non parlo, e quindi ci troviamo di fronte a che alla fine la sorte è tragica per le truppe italiane. Arrivano quindi a Brindisi c'è il tentativo di ricostituire un po' le istituzioni civili e militari, e però diciamo che uno, perché ormai questi comandi militari sono impresentabili anche nei confronti degli alleati, per una questione tecnica, morale, sia perché sia Roatta che Ambrosio sono negli elenchi dei criminali di guerra jugoslavi tra i primi posti, e quindi le delegazioni, soprattutto titine, chiedono a gran voce questi personaggi per farli processare in Jugoslavia. Allora, per il momento si opta per allontanarli dai loro incarichi, e quindi sappiamo come gli incarichi di sottosegretario al Ministero della Guerra, l'incarico di capo di Stato Maggiore del Generale, capo di Stato Maggiore dell'Esercito vengono sostituiti. Il ruolo di Ambrosio viene preso da Messe, che già era maresciallo d'Italia, era in prigionia, poi viene liberato, e per Ambrosio inizia un periodo di totale anonimato, cioè lui morirà nel 58, morirà dopo 14 anni in cui non scrive niente, non si espone a nessun tipo di occasione pubblica, non gli vengono poi gli addebiti dei jugoslavi decadono per questioni meramente
meramente politiche, e soprattutto non viene addebitato nulla sui fatti dell'8 settembre. Cioè, se Roatta viene comunque messo sul banco degli imputati per una serie di responsabilità pregresse alla guerra, sul fatto che egli era stato capo del SIM sicuramente, ma anche per essere stato capo del Stato Maggiore dell'Esercito nelle ore dell'8 settembre, ma stranamente Ambrosio non figura, non ha nessun tipo di addebito, e questo è spiegabile per sempre la sua solita vicinanza a Casa Savoia. Egli ha sempre obbedito, è sempre stato un fedele servitore di Casa Savoia, prima, durante e dopo il 25 luglio va protetto, e quindi la figura di Ambrosio, come l'abbiamo vista all'inizio, che esce fuori un po' dal cilindro senza capire il perché, ma in realtà il perché lo sappiamo, appunto, per questo che ho chiamato il pedigree piemontese, allo stesso modo rientra nel cilindro e scompare, perché appunto il suo pedigree piemontese lo porta ad essere tutelato e difeso dalla stessa Casa Savoia, perché appunto qualora un Ambrosio fosse stato accusato di qualcosa, come del resto lo stesso Badoglio, che poi le responsabilità, come abbiamo visto, sono almeno condivise tra i due, entrambi non hanno nessun tipo di addebito o di responsabilità, non gli viene attribuita nessun tipo di responsabilità sulle scelte che avvengono nelle ore dell'8 settembre. Quindi muore il 19 novembre del 58, e da quel momento, a parte chi legge il libro mio o qualcun altro, D'Ambrosio può pure non sapere chi è, quindi questo è la tragica o così situazione dei fatti. Assolutamente sì. Allora, quindi intanto Valerio, spero che Giovanni ti abbia risposto proprio in merito alle responsabilità di Ambrosio riguardo i fatti dell'8 settembre, dato che li ha menzionati poc'anzi. Allora, io volevo aggiungere una cosa, e poi c'è una domanda per concludere. Allora, quello che volevo aggiungere io, non so se magari mi sono distratto un attimo, all'inizio insomma della tua narrazione si hai menzionato il fatto che comunque lui ebbe, Ambrosio, una piccola parte, ma comunque degna di nota secondo me, nell'arretramento, diciamo grande parte nella sfiga comunque, per quanto riguarda Caporetto, nell'arretramento di una parte dell'esercito Sì. da Caporetto. Ecco, sì, mi pare la risposta giusta, punto. Sì. Sì, Perché diciamo, d'altronde Ambrosio è così. No, beh, diciamo, allora, all'epoca abbiamo detto era colonnello, no? O tenente colonnello, non ricordo esattamente. No, scusate, no, era tenente colonnello, perché sarà colonnello nel 18, era tenente colonnello, quindi diciamo che ha un suo ruolo come comandante di battaglione, diciamo, questo è diciamo che fa il suo, ovviamente non viene investito direttamente e diciamo, fa parte di quella formazione che arretra, ma non può fare altrimenti, perché appunto la pressione dalla conca di Caporetto è talmente forte che rischia di aggirare completamente tutto il dispositivo italiano. Quindi diciamo, egli con il suo reparto fa il suo nel cercare di tamponare la situazione, come del resto diciamo, opererà poi nel corso del secondo semestre del 1918, la battaglia poi dopo di Vittorio Veneto nell'ottobre, quindi diciamo che questo diciamo, rientra nella normale vita di qualsiasi ufficiale superiore in quel contesto. Non brilla e senza infamia e senza lode, quindi diciamo che la sua carriera potrebbe essere sintetizzata così, e quindi anche i mesi tra Caporetto e Vittorio Veneto si contraddistinguono per una condotta normale come tanti altri. Va bene, e invece per concludere Vincenzo chiede, possiamo dire che ebbe una certa realpolitik alla fine? Ma questo senza dubbio. Il punto è che gli possiamo attribuire una realpolitik in senso positivo del termine fino al 25 luglio. Quindi fino al 25 luglio, visto che si trattava di scelte essenzialmente politiche, egli si incarica di suggerire
di illustrare la situazione e di non prendere delle decisioni. Ma quando stiamo parlando dei 45 giorni badogliani, in cui si è deciso e in parte egli porta la decisione della resa senza condizioni, perché abbiamo detto che è lui che manda materialmente Castellano a parlare con gli angloamericani, ed è lui che riporta o non riporta tutto quello che Castellano gli riferisce. Beh, la mancata indicazione alle truppe, soprattutto quelle all'estero, dell'esecuzione delle disposizioni che porterebbero a una più celere un più celere contrasto con le truppe tedesche, queste responsabilità anche, e potremmo dire anche soprattutto, di Ambrosio, nel senso che il primo, io che ho fatto l'ufficiale, ho fatto il sottotenente di fanteria, quindi diciamo che ero proprio nella base, ma la BC è l'ufficiale deve saper relazionarsi con i suoi superiori per avere gli ordini, oppure agire d'iniziativa. Tu che sei il capo di Stato Maggiore Generale, il tuo referente politico è il capo del governo, cioè devi prendere una decisione, non puoi dire non ho una decisione, non si fa niente, è proprio fuori dalla grazia di Dio in una realtà come quella. Quindi doveva o sollecitare un ordine da parte di Badoglio, cioè sollecitare una situazione, o prendersi lui la responsabilità di fare qualcosa, perché così come ha fatto, non fare assolutamente nulla, perché non ha fatto assolutamente nulla nella sera dell'8 settembre, la notte tra l'8 e il 9 settembre, ha significato appunto lasciare allo sbaraglio, a sconfitta sicura, tutte le unità italiane in patria e all'estero. Certo, allora Valerio ci chiede, oltre che questi personaggi più tra virgolette politici, escluso Messe, perché non fare una puntata sui generali più operativi sul campo tipo Gambara o Barba Elettrica? Chi lo sa, tu che cosa pensi, Giovanni? Entrambi sono nelle biografie del mio libro, quindi diciamo che per me non è nessun problema. Possiamo fare un calendario poi per l'autunno, settembre, ottobre, quando è, in cui possiamo andare a strascico. Tanto per il momento della nostra come si dice, della nostra calendario originale è rimasto solo Messe. Solo lui. Immagino andremo a fare a settembre. No, ma guarda, io se vuoi posso anche farlo ad agosto, dipende però perché non ci sto, non ci sto. Sto fuori. E cioè, no, più che altro non ho tutti l'apparecchiatura adeguata. Comunque, no, a parte quello, poi c'è stava l'idea di proporre magari Pariani o Baistrocchi o Soddu o questi citati, diciamo, non mettiamo limiti alla provvidenza, diciamo, nel mio libro di biografie ce ne stanno 36, quindi diciamo, già quello sarebbe una possibile diciamo, giardino, cortile su cui poter, ne abbiamo fatti per il momento 5, quindi ce ne saranno altri 31, voglia te, a voglia a mesi da poter fare. Figurati, no, io sono sempre molto felice di ospitarti, a maggior ragione per parlare di queste cose. Però ecco, condivido con Claudio finora la live meno interessante della serie, ma non per colpa del prof, ma per colpa del soggetto decisamente mediocre. Aspettiamo. Sì, questo, guarda, Claudio, guarda, questo è esatto, guarda, non ho difficoltà a entrare nel buco della chiave dello stesso Luca. È esattamente la stessa cosa che ha detto Luca prima della... No, ma detta così proprio no. Detta così proprio no. Nel senso è la stessa, no, a parte scherzi, no, dicevo, è la stessa impressione che ha avuto giustamente Luca in questi giorni che stavamo preparando questa diretta. Allora, abbiamo inserito Ambrosio perché non si può non inserirlo, cioè è stato durante la seconda guerra mondiale per un anno capo di Stato Maggiore dell'esercito e per 10 mesi il capo di Stato Maggiore Generale. Tra l'altro è stato il capo di Stato Maggiore Generale nel periodo tra il 25 luglio e l'8 settembre, quindi se non
se escludiamo lui proprio veramente era da bestie, e quindi diciamo lo dovevamo inserire per forza. Che poi permettetemi, la sua figura, proprio perché grigia, proprio perché scialba, proprio perché amorfa, ci permette di dare spazio e ci spiega proprio perché è accaduto proprio quello. Cioè, il fatto che lui, cioè, non è un elemento di come si dice, di parlare del nulla, è proprio perché c'era quel nulla che è successo quello. Adesso, ripeto, non è mio costume fare la storia con i sé, quindi diciamo, prendetemi quello con mille benefici, ma probabilmente qualsiasi altro generale al suo posto sarebbe successo qualche altra cosa, nel peggio o nel meglio, non sto dicendo che le cose sarebbero andate meglio, cioè se ci fosse stato Cavallero la situazione sarebbe stata o peggio o meglio, non sarebbe mai stata così, cioè così è stata così perché c'era lui, e quindi la storia come la conosciamo così perché c'era lui, quindi è impossibile non parlare anche di Ambrosio. Questo è quello che secondo me è importante. Poi mi rendo conto che raccontarvi la storia di una biografia di un ufficiale che ha fatto, è stata alla scuola di guerra, è andato a comandare il regime, ma l'ha fatta le guerre, ha partecipato, avanti Savoia, no, non credo l'abbia mai fatta avanti Savoia con la sciabola, eppure era nelle sue corde. E qui è ovvio che tutti aspettiamo con ansia Messe, che è colui che tra il 1900, io lo dico sempre, tra il 1900 e il 1945, tranne la guerra di Spagna, ha partecipato a tutte, dico tutte, le campagne militari che sono state portate avanti dal Regio Esercito. Le ha fatte tutte. In Albania c'è stato 3 volte, e soprattutto ha fatto tutti i gradi da soldato semplice a maresciallo d'Italia. È ovvio, giocare, ti piace vincere facile, raccontare Messe è un piacere. Io so comuni amici, comuni colleghi di youtuber che sanno che fra un po' da Gioele farà l'anno prossimo, non so quando farà delle competizioni tra generali della seconda guerra mondiale, e c'è sta che farà Clash of Generals, ma dell'età moderna, di cui tra no, ma poi, ci sarò pure io, e successivamente farà ma c'è gente che già c'ha il numeretto di Messe, non capito? Non vede l'ora C'è gente che già c'ha il numeretto dei Messe, per quanto ovviamente acquista Messe, interesse e partecipazione. Cioè è facile parlare, non dico che è facile parlare di Messe, perché Messe è un personaggio complesso. Tra l'altro io adesso permettimi di fare anche un po' il vanitoso. Il mio libro è finito nelle mani del figlio di Messe, che mi scrisse una lettera, il figlio di Messe ovviamente, non Messe, mi scrisse una lettera e mi fece i complimenti, trovò anche un errore, che non dirò quale errore ha trovato, ma è peccato veniale. Ha trovato un errore e mi ha detto: guardi, io la ringrazio perché ha rappresentato in poche pagine effettivamente anche il sentimento, l'atteggiamento di mio padre. Quindi è un piacere, ripeto, poi avere io la conservo con grande gelosia, la lettera del figlio di Messe che mi dice che è rimasto contento di come ho rappresentato il padre. Per me veramente stavo camminando su 3 metri sopra il cielo, quindi è ovvio che nella vita di uno youtuber fare un video su Messe penso che sia il non plus ultra. No, infatti ovviamente non credo che sarà il prossimo mese, però a settembre finiremo, diciamo, la prima stagione, diciamo così, proprio con Giovanni Messe, quindi mi raccomando, state collegati perché ne vedremo delle belle. Detto questo, allora, appuntamento alla prossima settimana? Assolutamente no, perché ho degli impegni molto importanti, quindi mi dispiace, ma non ci saranno live la prossima settimana, ma la settimana successiva, esattamente il 16 luglio, tornerà Elia Morelli, parleremo di nuovo di storia moderna, ma diciamo che la prossima live, io te lo dico qua Giovanni, la prossima live sarà una live dovuta, perché diciamo così, dopo le gaffe che sono avvenute da parte del nostro ministro della cultura, forse sarebbe il caso
che questa sia, diciamo, l'occasione giusta per spiegare determinate piccole cose, e quindi queste piccole cose saranno le scoperte geografiche tra XV e XVI secolo, ok? E con buona pace di Galileo. Ma lo sai qual è, quali esami servono per diventare ministro della cultura? No, vai, dimmi tutto. Gli esami delle urine. Ecco, appunto. Io mi dissocio perché non voglio avere denunce con il Ministero della Cultura. Ecco, denunciato Giovanni Cecini. Vabbè. Da questo punto di vista almeno. Scusa, ma ieri i fischi li hanno trasformati in applausi, magari mi trasformano in qualche cosa, capito? Da che Un ne so. elogio. Non ne ho la più pallida idea, però forse io diciamo che colgo l'occasione proprio per parlare di queste cose, anche perché Giusto. insomma si fanno a scuola, ma forse sarebbe anche il caso farle qui, magari in maniera un pochino più approfondita. Claudio invece scrive aspettiamo la guerra dei 7 anni per dimostrare cos'è un vero storico. Vabbè, adesso vedremo un attimo per quanto riguarda la guerra dei 7 anni, e ci stiamo adoperando, però insomma per preparare queste live serve anche un po' di tempo. Io sinceramente adesso sto anche preparando un pochino una serie, però devo ancora trovare un attimo chi mi darà una mano sulla guerra invece dei 30 anni, che comunque è estremamente importante per la storia moderna, ma in generale anche per l'Europa e il mondo che conosciamo anche tutt'oggi, non solo la guerra dei 7 anni. Detto questo, quindi io vi do appuntamento al 16 di luglio. A questo punto ti ringrazio Giovanni, ringrazio voi felici pochi che siete stati qua insomma a seguirci, e ci vediamo tra 2 settimane ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti. Ciao Giovanni. Ciao.